Allora, mi chiamo Lizetto Fernando e sono il gestore di questo ristorante. Veramente Fernando è un nome che mi hanno appioppato all'anagrafe, ma tutti mi conoscono come Maurizio. Io sono nato 64, sono del 56, quindi 64 anni fa, in questo posto. Abito qua sopra nel ristorante. Come potete vedere abbiamo una chiesetta qui di fianco che è stata completamente ristrutturata e costruita com'è più o meno nel 1918, subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Questa casa qua è stata acquistata dai miei nonni circa nel 1920-25, aveva molteplici servizi, come naturalmente tutte le attività simili in campagna. C'era il classico bottega di Casoin, c'era l'osteria, c'era anche il barbiere, come mi diceva mio nonno. Quella fotografia là ha poco a vedere col ristorante, ha a che vedere con la casa, perché negli anni dal 41 al 43 la scuola che era a Monastier è stata bombardata, quindi non era agibile. Allora si è pensato di trasformare una stanza e adibirla a aula. Come si faceva in una volta? Quello che vedete nella foto era il mio papà. Io non ho avuto maniera di conoscerlo tanto perché è morto quando io avevo 7 anni. Alla sua morte, naturalmente la gestione, se così si può chiamare, di quel piccolo centro commerciale che avevamo una volta è passata a mia mamma. Allora, quello che vedete in questa foto è mia mamma, quella con il fiasco in mano che sta servendo a mia zia un bicchiere di vino, così figuratamente. Probabilmente qua siamo negli anni 60 ed era in occasione di un matrimonio, perché all'inizio della nostra attività come famiglia si prestava parecchio a fare dei matrimoni classici come si usava una volta, quindi col pranzo a mezzogiorno e la cena alla sera, col classico brodetto a mezzogiorno che a volte ripresentiamo sul nostro ristorante, che è un riso con i figatini, che è proprio chiamato riso degli sposi. Io voglio presentare questo piatto qua nel mio ristorante perché è un piatto che diciamo ha una storia. Noi lo chiamiamo l'anguilla in umido con gli amui. Ha una storia perché quando c'era da fare festa nel mio locale e nelle comunità contadine c'era questo piatto che andava per la maggiore. Allora, nell'88 io e mia moglie abbiamo pensato di migliorare dal punto di vista estetico questo ristorante e abbiamo aggiunto questo pezzo, naturalmente per aumentare i posti da sedere, ma anche per renderlo più gradevole. Allora, un riferimento speciale a mia moglie, naturalmente, che collabora in maniera determinante alla buona riuscita di questo ristorante, e questo lo devo dire con il cuore, e appunto citare anche lei, che senza di lei io non sarei arrivato al punto in cui sono.